è quella di Gianna Pittini, che invece è un po' una via di mezzo tra l'astrattismo e il realismo. Tant'è vero che se loro si avvicinano a queste opere, che sono qui, questa figura femminile, questo piccolo animale, i gatti che sono animali amati dall'artista, e quello scorcio di roggia, noi ci troviamo di fronte a un realismo un po' mascherato. Ma vorrei parlare questa sera per dare una riflessione a tutti noi, che poi può diventare di ognuno, di questo moto, di questo espressionismo astratto che, come Guido Ballo in una delle sue pubblicazioni, L'Occhio Critico, definisce affigurare. La figurazione, la non figurazione, a privativo, affigurazione significa non figurazione. Un movimento artistico d'avanguardia sorto proprio nel XX secolo, e proprio nel 1907 è stata teorizzata da Warringer, che è stato un filosofo e un pensatore che ha proprio esercitato la sua tesi di dottorato su questa formulazione nuova che precedentemente non era conosciuta: astrattismo, l'esaltazione dei sentimenti attraverso le forme. La fotografia ha messo in crisi il realismo, e così il realismo, che era il messaggio che poteva essere letto precedentemente dall'arte figurativa, soprattutto dal Rinascimento in poi il realismo aveva preso una consapevolezza, una coscienza nel cuore, nell'animo, nella mano degli artisti, e la fotografia che ha messo in crisi questo realismo ha fatto determinare che l'arte deve essere, pensate un po' che cosa scrive Warringer, inaccessibile, quindi in un certo senso inconoscibile. Inaccessibile vuol dire che noi non possiamo accedere al bello estetico per definizione, dobbiamo arrivarci solamente per gradi, e uno dei gradi è il nostro pensiero. Bisogna anche superare la meccanicità dell'interpretazione. Ormai il tardo 800 è il tempo storico in cui è nata la fotografia, proprio dal punto di vista tecnologico, e quindi la macchina è in grado di sostituire quasi tutto, e questi primi espressioni. Ok, parla pure. Vi presentiamo Gianna Pittini, artista incline al superamento del realismo per andare in una direzione che potremmo in senso lato definire post-impressionista, con un'attenzione particolare a un disegno che dà senso al colore e al segno, come in questo caso la rappresentazione è quella che ci porta nella città di Udine, dove c'è un canale che scorre, il classico canale che attraversa la città di Udine, e questo scorrimento del canale è impressionato da questa lucida dimensione delle acque e da questo segno, da questa traccia che accompagna questo albero e questo muro che circonda il canale stesso. Che vi vogliamo presentare di Gianna Pittini è un'opera che rappresenta questo abbraccio, un abbraccio chiuso in una sorta di atto amoroso, con un fondale leggero che si costruisce su un colore bianco e un colore giallo che quasi si oppongono l'uno all'altro, perché è un colore freddo il bianco che si oppone a questo colore giallo caldo che si accende sempre di più nell'ambito della pittura. Pittini, che ci consegna un'immagine cara all'artista, un gatto, un piccolo animale che è espressione di tenerezza e di dolcezza, con questi occhi che sembrano scrutare la pittrice stessa che lo sta riprendendo. Scusa, no. Partiamo da questa opera. Questa quarta opera invece che presentiamo rappresenta questa figura di bambino inquadrata in un arco di colore verde
che dà il senso di una natura che circonda il bambino, che circonda questo sguardo carico di interrogativi, non si coglie se di malinconia o di dolcezza, o forse tutte e due. Penso che si possa osservare anche la costruzione delle case che stanno dietro questa figura. E io credo che si debba ancora una volta sottolineare il lavoro di Gian Pittini come un lavoro che esce dalla figuralità più netta e più tradizionale per tradursi in quello che un po' impropriamente vogliamo comunque definire post-impressionismo.